È un mercato enorme, da una potenzialità direi enorme, in quanto che abbiamo due elementi: tantissima popolazione ma anche tanta italianità. Questo mi riferisco ad esempio all'Australia, tanta popolazione in Cina, in India, Giappone, mercati interessanti per noi, per il Made in Italy, che ha un suo appeal molto importante, e quindi dare ai nostri imprenditori una prospettiva e una visione di questi mercati è dovere da parte del sistema camerale, quindi di Assocamere Estere, che è la Camera italiana nel mondo, la Camera di Treviso e Belluno, e ovviamente tramite l'Enis Promis, che è l'agenzia deputata a sviluppare questi progetti. Basta per la potenzialità che c'è. Però adesso ci facciamo forti, tra virgolette, con i nuovi accordi che il governo italiano ha sviluppato con l'India e dell'accordo europeo con l'Australia. Quindi ci sono, credo veramente, se l'imprenditore le sa cogliere, tante opportunità, visto che i mercati direi domestici come quello europeo, il mercato americano con dazi e non dazi eccetera, sta mettendo un po' il forte in crisi. Poi ci sono ovviamente, dico ovviamente perché purtroppo ogni giorno ce n'è una, queste tensioni internazionali, guerre e quant'altro, che fanno sì che i consumi in Europa, in questi paesi, siano contenuti. Insomma, bisogna guardare a nuovi mercati. Poi sono tutti paesi stabili, sono tutti paesi che danno sicurezza, e di conseguenza noi possiamo dare anche testimonianza di questo con la rete delle Camere di Commercio, perché i nostri presidenti, i segretari generali, gli amministratori vivono in quei paesi, l'esperienza della vita, quindi della famiglia, dell'impresa, conoscono le dinamiche e sono i migliori testimoni per chi vuole affrontare questo mercato, soprattutto per le piccole imprese, per le medie, perché le grandi si arrangiano. Però noi dobbiamo seguire queste, perché il modello dell'Italia è piccola e media impresa. La difficoltà più che altro direi la distanza, che non è poi così difficoltosa adesso, al giorno d'oggi non è più difficoltoso, ci sono strumenti per arrivare, mezzi per arrivare prima rispetto a una volta, e quindi la lontananza non deve essere un ostacolo. L'importante è conoscere il mercato, andare attrezzati in questi mercati, perché ovviamente altrimenti se non ci vai poi anche lasciarci le penne dal punto di vista imprenditoriale, rimetterci e quant'altro, bisogna saperli affrontare. E quindi, come dicevo, la rete delle Camere di Commercio può dare questo supporto, perché ci sono sì le agenzie ICES, ACE e Simest, però noi siamo lì, viviamo lì, e quindi possiamo seguirti anche dopo l'investimento e durante l'investimento. Abbiamo avuto dall'India e dal Giappone e anche dalla Cina il Made in Italy, soprattutto sul design, sull'arredo, tant'è vero che questo focus su questi paesi è molto rivolto all'arredo. Quindi abbiamo qui tra l'altro il distretto al mobile, uno tra i più importanti d'Italia, e avremo aziende eccellenti su questo. L'altro è quello del settore della metalmeccanica. L'Australia è un paese che ha tantissime potenzialità, perché ha tantissime materie prime, e poi ci sono anche infrastrutture. L'Australia ospiterà le Olimpiadi dopo il 2030, quindi ci sono veramente opportunità. L'importante è dare delle informazioni alle imprese mirate, un'informazione di massa cosa può offrire, però andare su dei settori su cui concentrarci e dargli quella sicurezza, quella garanzia che possono, insomma, portare a casa dei risultati positivi.